siamo in compagnia del presidente della Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon. Sentiamo le previsioni dalla sua parte, come sono per la prossima stagione, quella che è appena iniziata. Tendenzialmente stiamo registrando dei segnali di ripresa, nonostante ci sia sempre questo spettro un po' della guerra in Ucraina che ci fa stare un po' con attenzione ed apprensione, e interessa prevalentemente un mercato che è quello dell'est, che non ha numeri significativi rispetto al totale delle presenze del Veneto. Diciamo che moderatamente positivi sulla costa, abbiamo circa un 8% in più, 8-9% in più rispetto al dato registrato alla stessa data dell'anno scorso, quindi rapportato al 2021, sull'intera stagione balneare. Anche per il lago registriamo significativi percentuali positive rispetto all'anno precedente. Abbiamo un picco interessante sul mese di giugno rispetto all'anno scorso, che è dettato prevalentemente dalle festività tedesche, Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini, che segnano una ripresa anche di quel mercato. Quindi la Germania e l'Austria torneranno in modo significativo sulle nostre spiagge per quella che sarà la stagione 2022, quando l'anno scorso avevamo avuto dei segnali timidi. Quindi si sommerà il mercato italiano al mercato tedesco e questo ci fa stare, come dicevo, moderatamente positivi. Sulle città d'arte manca ancora purtroppo il mercato Asia e Pacifico, quindi Stati Uniti e Cina, però stanno recuperando nel mese di aprile un buon turismo internazionale di prossimità che sta dando anche lì dei segnali nel mese di aprile estremamente positivi, in particolare su Venezia e Verona. Attendiamo poi il mese di luglio e agosto per quanto riguarda la montagna, per vedere, ma insomma i segnali anche lì sembrano essere interessati, per vedere la montagna, l'offerta estiva della montagna dopo aver chiuso una stagione invernale leggermente in flessione rispetto al quello che avevano lasciato nel 2019, però sembra che i segnali di ripresa e la voglia di tornare in vacanza ci siano. E facciamo un appunto per quanto riguarda la clientela russa che è venuta e che verrà a mancare per questa estate, probabilmente anche per molte altre. Sì, purtroppo la clientela russa rappresenta sui 72 milioni di presenze circa 1 milione di presenze sulla nostra regione. Non è un numero significativo, ma è un numero di un turista alto spendente che tendenzialmente si posizionava sulle strutture a 4 stelle superiori o 5 stelle. Questo è un mercato che non abbiamo visto l'anno scorso, non abbiamo visto nel 2020 e purtroppo non vedremo nemmeno nel 2022 per effetto di quanto sta succedendo con la guerra in Ucraina. La speranza è di vedere presto finire un conflitto, che si possa poi riprogrammare anche i flussi che arrivano da quelle aree e si possa tornare in un clima di serenità, che possano aggiungere ulteriori flussi di clientela provenienti appunto dalla Russia, ma anche dalla Polonia, dall'Ungheria, che in questo momento si ritrovano a una guerra a confine e potrebbero avere delle flessioni nel trend normalmente registrato negli anni precedenti di quel mercato.